Vien da pensare che il coronavirus risulti più dannoso all'economia che alla salute, con l'assoluto rispetto per tutte le persone ricoverate o in quarantena, senza parlare dei deceduti. L'ennesima realtà economico-sociale particolarmente danneggiata dal decreto ministeriale relativo all'emergenza sanitaria è quella degli asili nido, che sono stati chiusi. Da un'autorevole associazione di categoria qual è Confcommercio del Veneto giunge un appello relativo a situazioni anomale di strutture create all'occorrenza per ospitare i bambini, lucrando sulle necessità delle famiglie a scapito oltretutto della sicurezza sanitaria. Per questo le strutture accreditate dalla Regione Veneto di Assonidi Confcommercio chiedono un riconoscimento parificato alle strutture pubbliche per scongiurare discriminazioni che significherebbero il serio pericolo della loro chiusura con relativi posti di lavoro a forte rischio. L'appello, diffuso nei social attraverso l'hashtag Io sono stufa, fa riferimento anche alle iniziative delle amministrazioni locali come Padova, che ha deciso di intervenire a favore delle famiglie per le rette degli asili pubblici, chiedendo possa essere estesa come proposta pure a tutte le strutture di accoglienza dei più piccoli, riproponendola estensivamente alle municipalità del territorio regionale. La situazione risulta particolarmente delicata per la forzata assenza dei dipendenti e relative problematiche fiscali. Anche questo è un ambito nel quale le aziende non possono procedere alla cassa integrazione straordinaria o a specifici ammortizzatori sociali. Il mondo trema per la diffusione locale italiana ed internazionale del virus, le cui conseguenze sono destinate a lasciare profonde ferite in un tessuto economico già fisiologicamente alle prese con una congiuntura davvero difficile.